Eccoci, bentrovati. La trasmissione di oggi l'abbiamo intitolata Tanti popoli, un solo mondo. Con me, come sempre, padre Salvatore Bucolo, e vi presento subito i nostri ospiti: Agostino Sella dell'Associazione Don Bosco 2000 ed Ebrima Di Camara. Ciao, un ragazzo che viene dal Gambia. Faremo un po' il giro del mondo, dell'Africa, con i nostri due ospiti, ma intanto, come sempre avviene in questa trasmissione, iniziamo con un breve filmato. Che volto ha la missione oggi? Un incontro. Ha il volto di un giovane che lascia la sua terra e trova, qui, un domani possibile. A volte ha il volto di chi accoglie e cammina accanto, scoprendo che ogni vita è sacra e che nessuno arriva per caso. Ma soprattutto che la missione non è altrove, ma dentro ogni incontro che cambia il cuore. Due storie, un'unica chiamata. Ricordarci che l'amore, quando accoglie, crea davvero un solo mondo. L'amore, quando accoglie, crea un solo mondo. Agostino, qual è la tua storia? Perché questa passione per l'Africa? La passione per l'Africa risale a quando ero ragazzo. Io sono cresciuto nel movimento giovanile salesiano insieme ad una ragazza che è diventata la mia ragazza e poi è diventata mia moglie. Abbiamo fatto tutto il percorso del movimento giovanile salesiano da giovani. E allora mi ricordo la nostra formazione era basata sui valori, no? I valori della mondialità, della solidarietà, dell'accoglienza, della pace. E quindi crescendo, facendo tutta la mia giovinezza, diventando poi salesiano cooperatore, insomma sono cresciuto con questi valori, e insieme alla mia ragazza, che poi è diventata mia moglie, abbiamo costruito il sogno di avere una famiglia un po' allargata, no? In cui non è la solita famiglia nucleare, eccetera, e volevamo andare in Africa, volevamo partire in missione per l'Africa. Però per tutta una serie di eventi non siamo mai riusciti a partire in missione per l'Africa, se non che poi nel corso della nostra vita ci siamo trovati a realizzare l'Associazione Don Bosco 2000. Con l'Associazione Don Bosco 2000 non siamo stati noi ad andare in Africa, ma sono stati gli africani a venire da noi. Quindi abbiamo accolto tantissimi ragazzi africani, tra cui Ibrahima. E poi ad un certo punto ci siamo detti: ma perché non accompagniamo i ragazzi in Africa? Per cui abbiamo noi accompagnato i ragazzi in Africa, nei paesi da dove loro sono partiti, conoscendo le loro famiglie, la loro storia, il loro territorio, per capire anche le motivazioni per cui oggi si parte. Qual è il motivo per cui si parte oggi? Non è che la gente parte per turismo o perché vuole partire dall'Africa, parte perché ci sono condizioni di povertà estreme, ci sono condizioni di guerra, di conflitti civili, e quindi i ragazzi partono e vengono da noi. Per cui io volevo andare in Africa, insieme a mia moglie volevamo andare in Africa, ma poi è stata l'Africa a venire da noi per riportarci adesso in Africa. Quindi questo grande amore per gli altri popoli, ma è anche che si sposa anche con il carisma di Don Bosco, che ha una, come dire, una certa attenzione soprattutto per i più giovani, per i ragazzi, quindi costruire per loro un futuro migliore, educarli. E prima tu sei conosciuto da tutti con il tuo cognome, Di Camara. Di Camara, esatto. Io ti chiamerò Di Camara, esatto. perché tu sei famosissimo. Quanti anni avevi quando sei arrivato qui in Sicilia? Intanto il tuo primo approdo è stata la Sicilia o un'altra? La Sicilia, proprio a Catania. Ah, proprio? Sì. Avevo 17 anni. 17 anni. Esatto. Che impressione hai avuto quando hai visto la nostra isola? Inizialmente ancora non credevo sono in Italia, perché ho vissuto un anno e un mese di viaggio. Un anno e un mese di viaggio, sì, da Gambia fino a qua. Quindi inizialmente credevo ancora ero in Libia. Ah, tu pensavi fossi ancora in Libia? Sì. Dice, non è possibile. Non è possibile che sono dopo un qua. anno e un mese sono arrivato non ho pensato. Quindi in Italia. Esatto. Quindi hai tratto un sospiro di sollievo? Sì, un sollievo proprio grande, perché ho vissuto momenti molto pesanti. Poi questi momenti, grazie all'associazione che mi hanno accompagnato per superare questi momenti. Hai subito conosciuto l'Associazione Don Bosco? Sì, perché quando sono arrivato a Catania, sono stato accolto dall'Associazione Don Bosco 2000 proprio a Catania, perché fu un centro di accoglienza per i minori non accompagnati, quindi sono stato accolto lì, era proprio il mio primo centro di accoglienza.
Sì, sì, sì. Quindi prima non conoscevo manco Don Bosco, non sapevo manco chi era. Non sapevi neanche chi era? Dicevo, No. Si chiama così questa associazione? Esatto, Ha questo nome. Però è stata la mia fortuna proprio. Poi ti hanno spiegato che era Don Esatto, Bosco, perché esatto. l'associazione si chiama così, Esatto. eccetera. Esatto. E quindi, Agostino, tu hai conosciuto Di Camara? Noi accogliamo dal 2011, abbiamo accolto circa 10.000 ragazzi nei nostri centri di accoglienza tra Catania, Piazza Armerina, Aidone, Villa Rosa, eccetera. E ognuno di loro è una scoperta, perché di solito magari nella narrazione collettiva che c'è, quando si vede un ragazzo nero, migrante che non si conosce, abbiamo paura, ma perché sono qua, perché sono... Poi uno, se conosce i ragazzi, si rende conto che hanno tantissime cose da darci, no? Perché vengono innanzitutto da una terra povera. Da noi se manca la luce 2 minuti impazziamo tutti, dobbiamo andare, non abbiamo più dove caricare il cellulare, non abbiamo più come accendere il forno a microonde. Ci sentiamo persi. Ci sentiamo persi. Allora se manca la luce anche 2 giorni riescono comunque a fare le loro cose, no? Perché in Africa sono abituati senza luce, senza avere l'agio che noi abbiamo. Per cui stare con loro significa anche imparare tante cose, avere anche diciamo, un modo per capire intanto che non abitiamo da soli, non siamo soli in questo pianeta, che ci sono zone del mondo in cui si vive con meno di $1 al giorno. Lui viene dal Gambia, che è una delle nazioni più povere del mondo. Veramente si alzano la mattina e insomma, per mangiare già devono capire cosa devono fare. Noi in questo momento, ad esempio in Senegal, in una delle nostre sedi nella regione di Tambacounda, ogni mattina diamo da mangiare ai bambini poveri. Sono i bambini di strada, no? Che cosiddetti talibè, che girano per le strade della città la mattina mendicando, e ci accorgiamo e vengono da noi bambini senza scarpe, con i vestiti tutti strappati, che si accontentano di un pezzo di pane con la margarina e un po' di latte. I bambini che abbiamo oggi noi in Italia ma noi in Italia, nell'Occidente ricco, è chiaro che hanno altri target, sono abituati in altro modo. Delle foto. Quindi conoscere la povertà e avere contatto con la povertà significa migliorare la propria vita. Quindi ogni volta che noi andiamo in Africa ci arricchiamo, non è che andiamo là per dare qualcosa, ma in realtà quello che riceviamo da loro, dai loro sorrisi, dal capire il senso della vita, è molto di più di quello che riusciamo a dare. Perché ci insegnano forse a quello che è essenziale, a come e poi come dire, affrontano in maniera diversa le difficoltà. Come Agostino diceva, se manca da noi la luce per 2 minuti, è vero, ci sembra che il mondo crolli addosso, ci crolli addosso. Per Di Camara e per persone come lui, dice, vabbè, ok, per 2 giorni, anche per 2 giorni senza luce, no problem. Quindi, come dire, c'è una forma di resilienza maggiore, no? Poi Don Bucolo è stato anche lui in missione. Quindi io ho avuto la possibilità di vivere 7 anni in Tanzania, quindi conferma appieno quanto loro stanno testimoniando del fatto che, questo è molto importante, non c'è un dare da una parte e un ricevere dall'altra parte, ma c'è un dare e un ricevere, perché è vero ed è prezioso il servizio che fa questa associazione di accoglienza, perché è proprio il titolo di questa puntata, Tanti popoli, un solo mondo, cioè chi viene non fa parte dell'altro mondo, si usa un termine per me un po' infelice, il terzo mondo. Il mondo è uno solo, il globo terrestre è uno solo. I popoli possono essere diversi, è chiaro, ma chi viene dall'altra parte viene perché fa parte dell'unico mondo, fa parte della mia realtà. E poi è bellissimo anche questo poi ritornare, cioè vengono qui, ma noi andiamo lì perché, e ne sono pienamente convinto, i problemi si risolvono non solo accogliendo, che è già una cosa molto importante, ma anche andando lì sul posto, perché lì sul posto comprendiamo bene le loro condizioni di vita, ma soprattutto le ragioni per cui loro vengono qui. Una cosa pazzesca, cioè Di Camara, lo chiamo così, visto il nome. Qui lo conoscono tutti col cognome. C'è 1 anno e mezzo, poco più, poco meno, per venire dal suo paese a qui, cioè un tempo tantissimo, quando in realtà uno
con volo aereo per andare, che ne so, dall'oceano impiega solo 24 ore. E quindi per dire, per fare questo viaggio così lungo, che non è solo un tempo di lunghezza, ma anche tutti i disagi, tutte le fatiche, ma anche e soprattutto una cosa che noi non osiamo immaginare, i pericoli, il pericolo anche della mancanza di cibo, della mancanza di acqua, della mancanza dove dormire, cioè tutte le cose che noi, ripeto, non osiamo immaginare perché non l'abbiamo vissuto, e lui è arrivato qui, a un certo punto non gli sembrava vero, no? Perché è chiaro, quando uno fa un lungo viaggio, chissà quante volte lui si sarà chiesto, ma ci arriverò, avrò la fortuna, perché anche si tratta di fortuna, perché lui sa quante magari persone, quante anche persone di sua conoscenza non ce l'hanno fatta. E il fatto che ora lui si trova qui a fare questo servizio di accoglienza è perché ci testimonia quello che io ho ricevuto, e che ringrazio il cielo, ringrazio Dio per quanto ho ricevuto. Ora lo restituisco agli altri e per loro divento una risorsa, perché chi più di lui può giustamente sapere come accogliere, e anche è chiaro, quando si è accolti da una persona magari che ha vissuto il mio stesso dramma, mi sento più capito, mi sento più compreso, mi sento più sulla stessa linea d'onda. Quindi secondo me questo servizio che loro fanno è prezioso, con queste coordinate di accoglienza, ma anche di andare lì sul posto. Eh sì, perché dobbiamo dire che Di Camara ha imparato l'italiano, ha studiato, sei all'università. Secondo anno. In che cosa? Scienze del turismo. Scienze del turismo, quindi proprio ti stai preparando anche a livello, come dire, di formazione. Lui è bravissimo, un bravissimo sì, operatore lui fa da reception al BTA Hostel, che era primo un centro di accoglienza dove lui è stato accolto. Quindi lo slogan è chi è stato accolto riaccoglie. Chi è stato accolto accoglie, e i ragazzi che lavorano in reception sono tutti ragazzi che sono stati accolti là. Quindi adesso, prima sono stati accolti nel centro di accoglienza, che adesso abbiamo trasformato in un ostello, e sono loro ad accogliere gli altri. Però di solito noi abbiamo i migranti, cioè questi appena mettono un piede quando lui ha messo il piede al porto di Catania già conosceva l'inglese, perché in Gambia si parla l'inglese, io che ho quasi 60 anni non lo conosco, conosce le lingue locali che sono importanti per i ragazzi che accogliamo, poi come diceva Don Salvatore, che sono i ragazzi stessi della loro nazione a capirli. E conosce un po' l'arabo, quante lingue conosci? Un po' anche i dialetti, come non conto parlare dialetti, parlo 3, e poi inglese e francese lo sto studiando meglio adesso all'università, poi italiano. Quindi inglese, francese, arabo. E anche 3 dialetti. Esatto, sì. Quindi riesci a parlare con un bel po' esatto. Cosa che noi italiani, ma poi siciliani a maggior ragione, con le lingue siamo... Per cui hanno tantissime risorse che magari noi non... Comunque è bella la vostra, come dire, il vostro operato, perché non andate lì a fare, come si suol dire, la carità, cioè a dare qualcosa, appunto, e ve ne tornate. No, accogliete, formate, preparate, date un futuro, quindi chi vuole torna in Africa, però potendo dare qualcosa al suo popolo, alla loro gente. Abbiamo teorizzato adesso abbiamo avuto anche la visita del Presidente Mattarella, proprio sì, perché ora vedremo anche abbiamo cercato di teorizzare cioè il fatto che i ragazzi tornano, no? Chiamiamo questa forma di migrazione, anzi cooperazione circolare. Perché l'esempio è Di Camara, un esempio è Di Camara, arriva in Italia, studia, si forma, poi torna nel suo paese di origine, lui adesso andrà tra un mesetto di nuovo in Gambia e cerca nel suo paese di origine, con i suoi fratelli, la sua famiglia, di portare l'esperienza di impresa che ha avuto in Italia in Africa, no? Ma poi non rimane in Africa, poi torna in Italia, così come noi andiamo in Africa e torniamo, questa circolarità, il fatto di non rimanere... È chiaro che ognuno di noi ha un luogo dove è nato, però il fatto di essere cittadini del mondo e di sentire qualsiasi parte del mondo come casa tua, per noi come per loro, è fondamentale.
Io sono convinto che molti di loro si sentono a Catania, catanesi a tutti gli effetti, ora magari vi dite un po' sulla sua catanesità e sicuramente vi dirà qualcosa, però questo tema della circolarità, essere cittadini del mondo, spostarsi e andare in altri posti, perché il tema sono state le colonie che hanno distrutto l'Africa, perché noi siamo andati là, abbiamo preso la cartina geografica, abbiamo preso righe e squadre, abbiamo diviso i confini, per cui popoli che da secoli stavano insieme sono trovati, ad esempio il Gambia è un enclave dentro il Senegal, ma sono tutti della stessa etnia. Esatto. Però poi siamo arrivati noi con gli inglesi, loro parlano inglese, in Senegal parlano francese, sono una specie di... è come se il Senegal fosse la Sicilia e il Gambia la provincia di Catania con lo sbocco al mare, è così. Per cui abbiamo veramente fatto tanto danno. L'obiettivo adesso è quello di pensare ad una forma di cooperazione diversa che non è colonizzazione, ma è quella aiutiamoci insieme, voi venite qua e ci aiutate, perché il 10% del prodotto interno lordo italiano è legato al lavoro dei migranti. La stessa cosa, cioè l'INPS si mantiene sui contributi che le imprese e i ragazzi migranti danno. Quindi ci aiutano, ci danno, a prescindere dalla narrazione che c'è oggi, ma loro ci aiutano tanto. Sì, e noi li aiutiamo andando da loro e cercando di trasferire le conoscenze che abbiamo attraverso di loro. Però no, se andiamo noi facciamo le cose, poi dopo 2 anni andiamo via, finisce tutto. Agostino, andiamo in pubblicità, poi continueremo a parlare con te e anche con Di Camara, che ci racconterà un po' quello che sta studiando. Ho capito che forse sta studiando anche il dialetto catanese o siciliano, fra i tanti dialetti, oltre l'inglese, francese, arabo e altre lingue. Ci vediamo qui tra pochissimo. Tanti popoli, un solo mondo. Stiamo parlando con Ebrima Di Camara, un ragazzo che viene dal Gambia, con Agostino Sella, che è il presidente dell'associazione Don Bosco 2000, che ha questa missione, quella di, ci stava parlando, di una migrazione circolare, di una cooperazione circolare, andare lì in Africa, in alcuni paesi, istruire, cercare di portare, come si vuol dire, alcune nostre conoscenze, accogliere qui e poi tornare nuovamente in Africa, come Di Camara farà fra pochissimo. Tornerai in Gambia. Esatto. E cosa insegnerai ai tuoi? Quello che hai studiato qui, cosa cercherai di fare lì con la tua famiglia, con i tuoi coetanei, con altre persone del Gambia? Allora, io fra un po' andrò in Gambia, anzitutto perché io da piccolo il mio sogno è di studiare, che quando ero già piccola primis, quindi non avevo questa possibilità. Anche questo era tra i motivi che sono venuto qua, quindi anche arrivando qua la prima cosa che ho fatto è stata per andare a scuola. Poi fino ad oggi. Quindi, scusa se ti interrompo, questo esatto. È un bellissimo messaggio che tu stai lanciando a tutti i giovani. Esatto. Cioè, ci sono persone che vengono qui, rischiano perfino la vita pur di studiare. Esatto. Quindi quando certi ragazzi, come dire, prendono un po' sotto gamba gli studi, ecco, qui abbiamo Di Camara che invece ci sta spiegando che lui per oltre un anno ha viaggiato, è stato in Libia per tanto tempo, insomma ha avuto tante difficoltà prima di arrivare qui, con questo grande desiderio di studiare, sta studiando, è all'università, eccetera. E anche lavora, attenzione, esatto. Quindi è uno studente lavoratore. Lavoratore, esatto, quindi adesso invece andrai in Gambia. Esatto. Sarai lì un bel po'? Un mese, per un mese. Sì, per un mese. Allora, arrivando a casa, quindi prima cosa che anche devo parlare con i ragazzi in Gambia, così almeno spiegando anche il pericolo del viaggio, perché questo che è stata la cosa che io quando sono partito non sapevo la pericolosità di questo viaggio. So che è difficile, però le cose che io ho affrontato durante questo viaggio non sapevo tutto questo. Quindi anche la prima cosa che faccio è spiegare la pericolosità del viaggio. Quindi dice attenzione ragazzi, non pensate che sia una passeggiata, esatto. Perché probabilmente non ve lo spiegano lì in Africa che arrivare in Sicilia non è così semplice. Esatto. Quindi questa è una testimonianza che molti giovani che arrivano dai paesi dell'Africa ci raccontano, che non sanno esattamente i pericoli che poi dovranno affrontare. Molti non sanno che
potrebbero anche perdere la vita. Hai voglia e soprattutto vedo l'importanza dello studio. Io quando ero in missione la primissima cosa che facevamo è quello di far studiare i ragazzi, tant'è vero che costruivamo scuole e soprattutto tramite i benefattori fare in modo tale di avere delle borse di studio per far studiare i ragazzi, perché il miglior modo per aiutare un paese in via di sviluppo è fare studiare le nuove generazioni, anche perché l'Africa è un paese ricco. Io sono pienamente convinto, non voglio fare il profeta, che in futuro l'Africa sarà un paese in cui tutti gli altri paesi del mondo lo guarderanno con stima e ammirazione, perché a parte il fatto che è il continente più giovane allo stato attuale, poi chi sta in Africa sa bene delle risorse, ecco perché, come accennava benissimo Agostino, il colonialismo, ma io posso dire da missionario che purtroppo il colonialismo, magari non si chiama più così, è più subdolo, ma di fatto continua. Certo. Di fatto la terra d'Africa continua ad essere sfruttata, perché tante volte si parla per luoghi comuni, ma perché ancora vengono qui, perché loro non portano avanti il loro paese, perché... Egoisticamente quasi conviene a chi sta dall'altra parte tenerli nell'ignoranza e Esatto. nel non dargli le competenze per far sviluppare il loro territorio. Perché di fatto... Cosa che invece l'Associazione Don Bosco cerca di fare. E la testimonianza è proprio di Camara che ce lo sta spiegando, Esatto. che tornerà in Gambia a istruire i suoi, Esatto. a far comprendere innanzitutto che il viaggio è pericoloso. Esatto. Quindi se partite sappiate che vi potrebbe succedere questo e questo. Esatto. Poi cosa farai? Poi condivido con l'esperienza che ho preso qua in Italia, così anche perché è importante molto, perché da noi la scuola è molto diversa da qua, l'istruzione è molto diversa, perché io vengo da un piccolo villaggio, andare a scuola ci vogliono 3 chilometri andare e ritornare a piedi, quindi non è semplice. Poi anche perché anche ci sono le spese da fare. Poi una famiglia povera che anche non hanno c'è difficoltà anche 3 pasti al giorno e per fare le spese per la scuola a volte è difficile. Per questo io non sono riuscito a continuare la scuola. Perciò arrivando lì, quindi l'esperienza che io ho ottenuto qua in Italia, così condivido con loro. Sappiamo che anche qua possiamo fare qualcosa. Non è che l'unica soluzione è di partire, possiamo anche costruire le cose qua, quindi studiamo insieme, quindi con la mia esperienza, quindi mettiamo insieme tutti insieme così cerchiamo. Quindi delle idee di impresa, chiamiamole, Esatto. no? Dice aspetta, guardate che qui possiamo fare qualcosa, esatto. Quindi non è così necessario proprio partire per stare meglio. Esatto. Quindi questo è quello che tu cercherai di fare. Sì. Agostino, li formate anche cercando di insegnare dei mestieri? Allora, noi non in Gambia, ma in particolare in Senegal, una delle cose che più facciamo con i ragazzi è quella di iniziare dei percorsi per la realizzazione dei pollai. Perché l'allevamento di polli. Essendo paesi musulmani, loro hanno un grande consumo di polli e non c'è la possibilità di avere carne bianca. Quindi soprattutto in Senegal abbiamo questa filiera di polli con i ragazzi che tornano e ogni ragazzo nel proprio villaggio con la propria famiglia realizza il pollaio. Noi finanziamo la parte iniziale di start-up, nel frattempo li facciamo la formazione e poi in maniera autonoma riescono loro a gestire i pollai e quindi non solo a formare le loro famiglie. Li rendete indipendenti? Sì, ma l'obiettivo è quello di renderli indipendenti, perché diceva bene Don Salvatore poco fa, il vero tema è quello della scuola e dell'educazione. Noi non risolviamo i problemi dell'Africa se gli diamo i soldi per costruire cattedrali nel deserto, autostrade o altro, ma se li aiutiamo di più nell'educazione e nella scuola e soprattutto ad avere la capacità di essere la resilienza che hanno la devono anche mettere nelle attività di impresa, nelle attività economiche, cosa che loro anche per formazione non hanno come noi, no? Anche la formazione adesso che c'è nelle scuole in Africa è soprattutto legata alla letteratura, cioè studiano la letteratura francese, la letteratura inglese, dico ma poi che cavolo ne frega la letteratura francese, però i programmi sono ancora, come diceva Don Salvatore, subdoli, legati ad una storia occidentale che con l'Africa ha poco a che fare.
quindi riuscire a fare in modo che gli africani aiutino veramente l'Africa. Noi dobbiamo fare un passo di lato e camminare insieme a loro, ma non dobbiamo fare un passo davanti. Poi c'è una nuova colonizzazione, magari sono meno gli stati, ma sono più le grandi multinazionali. Certo. Qualche giorno fa in Congo una miniera di cobalto è collassata, ci sono state 40 persone, sono 30 persone che sono morte, ma il cobalto lo usiamo per i cellulari, senza pensare all'oro, senza pensare all'uranio, insomma sono tutte materie prime che le grandi multinazionali riescono poi a gestire attraverso accordi. E che potrebbero gestire benissimo anche loro. Ma purtroppo c'è tanta corruzione ancora. Abbiamo pochi minuti, proprio se non pochi secondi. Volevo far vedere una visita che avete ricevuto molto bella del Presidente Mattarella e che è stata una bella esperienza per voi. Stiamo vedendo la macchina presidenziale arrivare qui dove eravate. A Piazza Armerina, qua il Presidente della Repubblica Steinmeier tedesco e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella sono venuti a Piazza Armerina per incontrare la nostra associazione, per incontrare i ragazzi, sentire le loro storie. Per noi è stato molto bello, molto importante, un bel riconoscimento, e per parlare proprio di cooperazione circolare e di quello che facciamo in Senegal, Gambia e Mali. Esatto, e abbiamo voluto estrapolare così perché ci è sembrata simpatica una vostra volontaria che commentava, prego la regia di farci sentire la volontaria che commentava questa visita del Presidente Mattarella. Ho pensato, wow, abbiamo il Presidente Mattarella, il Presidente tedesco in oratorio, cioè nel cortile dell'oratorio, che non è una cosa scontata, diciamo che è stato, credo, uno degli eventi più importanti, credo, nella storia di Don Bosco 2000 dopo l'urna di Don Bosco. Ecco, abbiamo sentito anche una delle vostre volontarie che chiaramente... L'urna di Don Bosco, noi abbiamo avuto l'urna di Don Bosco nel 2016, mi pare, che è arrivata in oratorio, quindi... Per lei è più importante Don Bosco del Presidente, questo è già importante. Il Presidente è importante, ma anche l'urna di Don Bosco è più importante del Presidente. Segno di fede. Di Camara, la fede ti ha aiutato? Sì, tanto, perché ho vissuto momenti molto difficili, però sempre so che credo che questa c'è una luce che la speranza che sempre è rimasta, quindi so che il buon Dio non mi lascerà sola. Quindi il buon Dio non ti lascerà mai sola, e questa è la forza che hai sempre avuto in tutta la tua vita e che continui ad avere. Sempre. Bene. Ma già il nome Associazione Don Bosco ci dice la linfa pienamente cristiana di un uomo a quei tempi, ma anche oggi, ha saputo andare controcorrente e soprattutto a fare diventare le povertà risorse per tutti, e loro portano avanti questo carisma che penso è sempre attuale, oggi più che mai. Oggi più che mai, proprio così. Grazie Don Salvatore Bucolo, grazie Agostino Sella, grazie tantissimo prima di Camara, tanti auguri, tanti in bocca al lupo per tutto, per la tua vita, per i tuoi studi, per la tua gente. Grazie mille. Grazie, veramente grazie. E allora grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.